Intervento al professor Andrea Fava, che si è occupato della mozione appunto in regione e che l'ha studiata quindi da esterno, possiamo dire così, da studioso. Mi hanno chiamato a portare un po' il contributo che qui è stato già qualificato da esterno, e ribadisco nel senso che alcuni accenni che ha fatto il moderatore della serata li condivido in pieno. Altri sul discorso di partiti politici non è che non li condivida, li sento appunto qualcosa che io indago fino a un certo punto, perché quando qualche mese fa il segretario del presidente della regione Veneto mi ha chiamato perché qualcuno aveva mandato il curriculum per valutare l'opportunità di coinvolgermi in questa commissione, io ho aderito perché il tema mi interessa da qualche tempo e non sono esperto, sono come chi è qui presente come il professor Bernardini, ma qualche studio l'avevo svolto e ho aderito perché è un tema di interesse proprio, diciamo, di studio. Dopo, quando lo studio incontra la vita, lo studio è ancora più appassionante, riesce a capire anche quanti volti scommettono su questo studio, quanti volti ci rimettono alla vita su questo mancato studio, quanti volti hanno problemi perché questo studio finora non è stato affrontato, non è stato vissuto, non è stato applicato e, visto quello che succederà o non succederà domani, approvato. Allora, il mio profilo è un profilo, mi viene tutta studioso. Io non credo di essere un vero, sicuramente non sono un grande, se non per statura, ma questo è un problema fisico, non è un problema intellettuale. Non credo di essere un grande studioso, credo di essere un membro, appunto, di una commissione fatta di 6 studiosi, ciascuno a suo modo, ciascuno con le sue, diciamo, letture, che sul punto di diritto ha cercato di verificare quali sono i presupposti per indire un referendum, chiamiamolo così, o comunque una consultazione, per usare un termine più generale, di una popolazione che insiste su un certo territorio, punto. Questo era il compito della commissione. Anzi, a dire il vero, il Consiglio regionale, con la risoluzione ormai divenuta famosa per il numero che porta 44, invitava il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta, che ho già citato, ad attivarsi con ogni risorsa a disposizione per avviare urgentemente, è il Consiglio regionale che palesa l'urgenza, con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, le relazioni istituzionali che garantiscono l'indizione della consultazione referendaria dinanzi richiamata nel testo della risoluzione, che qui non ho citato, al fine, e arriviamo al succo della questione, di accertare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione. E questa è stata la lettura che Zaia ci ha fornito quando ci siamo trovati la prima volta in sala della Giunta regionale. E da lì, forse non è il caso, non è neanche, potrei solo annoiare, qualcuno potrebbe essere interessato più per, diciamolo tra virgolette, gossip professionale, gossip giuridico, gossip forse politico, le reazioni sono state molto diverse, diciamo così, da parte dei membri della Commissione. C'è chi voleva chiudere il lavoro della Commissione nell'arco della prima mezz'ora, chi nell'arco dei primi 10 minuti, e chi invece ha detto proviamo a capire qual è il mandato che il Consiglio regionale ci ha imposto, ci ha fornito. E valutando bene il mandato, questi primi 10 minuti o mezz'ora per taluni sono divenuti 3 mesi, 4 mesi, 4, neanche più. A dire il vero, un periodo più lungo di quello che io stesso avevo previsto, ma dopo sappiamo che ci sono state delle interruzioni, delle resistenze, delle riscommesse, eccetera. Perché valutando il mandato i 10 minuti sono ampliati a 4 mesi? Perché per chi voleva chiudere il mandato nei primi 10 minuti vigeva solo il diritto interno. Venivano citati, snocciolati quasi a memoria, perché preparati già da tempo con un parere che era stato già fornito agli organi istituzionali della regione,
gli articoli della Costituzione e 2 sentenze della Corte Costituzionale, punto a capo. Con queste premesse diceva di cosa stiamo parlando. Il Consiglio regionale purtroppo non sa o finge di non sapere qual è la realtà, gliela poniamo noi la realtà e andiamo a casa. Quando qualcuno ha detto guardate che qui il Consiglio regionale dice che un conto è il diritto interno, altro conto è il diritto internazionale, un conto è il contenuto, altro conto è il mezzo. Ora qui mi farebbe piacere, perché il testo credo che l'avete comunque diffuso, qualcuno di voi l'avrà sicuramente letto, compulsato, se non studiato, alcuni imparato a memoria, forse anche i più giovani e anche i più entusiasti. È stato interessante suddividere la questione del parere di ciascuno dei membri, perché così è stato, ognuno di noi ha fatto un parere, su 2 temi, diritto interno e diritto internazionale, e su 2 livelli, mezzo e fine. Far capire queste 2 cose ultime era un po' corretto. E come diceva qualcuno citando politici di lunga storia e di lunga fama, non è tanto, o meglio, non è solo un problema di contenuti, cose io scelgo in coscienza come migliore e cose invece qualifico come peggiore per me e per gli altri, ma è la possibilità che ciascuno possa svolgere questa operazione non nel privato della propria coscienza, ma nel pubblico di un consesso qual è quello di un'istituzione con i mezzi che l'istituzione mette a disposizione. Quindi posso o non posso esprimere la mia opinione? Su questo mi concentrerei e direi, per un primo giro, dopo lascio la parola, che il lavoro della Commissione si stava all'altezza del secondo mese abbondante nuovamente infangando, perché veniva nuovamente obiettato che la Corte Costituzionale, a dire il vero ormai con degli arresti che risalgono a qualche lustro fa, non proprio qualche mese fa, 13, l'ultimo del 2000, aveva detto che non era possibile, sempre per la Corte Costituzionale. Qualcuno della Commissione ha detto, ma guardate che dopo il 2000 c'è stato il 2006 e col 2006 c'è stata una riforma del codice penale, non è proprio una legge, diciamo, con tutto il rispetto per gli amministratori locali qui presenti eventualmente, non è una legge del comune di Zero Branco, per citare solo quello che ci ospita, è una delle leggi che veicolano la collaborazione tra soggetti all'interno di un ordinamento come quello italiano. Cioè il codice penale nel 2006 è stato riformato ed è stato riformato in alcuni punti che vengono qualificati come reati di opinione. Per esempio, l'abbiamo solo, qualcuno di voi lo sa già a memoria, se io dico che lo Stato italiano è contrario alle mie idee, l'unità dello Stato italiano non è connivente con quello che io ritengo in coscienza per il mio dato storico, per la presenza eventualmente in certe guerre dei miei avi, non solo mio nonno nella seconda guerra mondiale che l'ha fatta in Russia e ci ha rimesso anche un piede, ma i miei bisnonni che ci hanno rimesso più di qualche piede in altre guerre che la storia ovviamente ha espresso anche in questi territori. Ecco, se io faccio questo in modo non violento, cioè così come sto facendo adesso, non posso essere perseguito. Cioè è lecito, è legittimo, è legale, è normale farlo, perché come ci diceva prima il moderatore, accennando a un certo momento della storia repubblicana, 76, 77 e poi 78, 79, divorzio, la seconda esperienza ce l'abbiamo avuto su dati sensibili con l'aborto, sappiamo che quando una legge dice che qualcosa è lecito, quell'elemento di condotta che viene ritenuto lecito viene ritenuto dall'immaginario collettivo normale. Quindi così no. La legge educa, non è solo la cultura che sviluppa la legge. E in questo senso, dopo il 2000 abbiamo avuto il 2006. Ecco, all'altezza del secondo mese abbondante la Commissione si sta arenando, la riforma del codice penale ha alzato qualche bandiera, qualche antenna e detto, no, se questo è lecito, se questo è normale per un singolo, diciamo cittadino italiano, perché dovrebbe essere negato all'insieme di cittadini italiani che negli stessi termini, cioè non violentemente, esercitano una loro opinione? Allora lì c'è un contrasto tra leggi o un contrasto tra giurisprudenza, ma sappiamo che fin che rimaniamo in questo ordinamento così come è stata la nostra tradizione ci impone, dicono non a caso, dal codice del 1804 ad oggi,
la fonte del diritto per noi è fonte normativa. Poi c'è la giurisprudenza che ha un ruolo di interpretazione, un ruolo ermeneutico, di veicolare il contenuto, ma non siamo un sistema di common law, siamo un sistema di civil law. Per cui se la legge viene riformata nel 2006, qualcosa ha da dire anche sugli arresti, cioè sulle giurisprudenze che l'hanno preceduta, nel nostro caso la Corte Costituzionale del 2000. Io mi fermerei qui per dire che il grimaldello, per sfondare, per sviluppare una riflessione che andava oltre, lo dico perché lo si sa, l'articolo 5 della Carta Costituzionale, è stata proprio la riforma del codice penale del 2006, riforma grazie alla quale ciascuno di noi può, in termini non violenti, esprimere opinioni contro l'unità dello Stato italiano. Poi